Proseguono senza sosta dall'alba le ricerche dell'elicottero scomparso in volo ieri durante una tempesta sull'Appennino tosco-emiliano. Ancora nessun segnale né dal velivolo né dai 7 cellulari delle persone che erano a bordo, tra imprenditori e tecnici, 4 turchi, 2 libanesi, oltre al pilota, il padovano Corrado Levorin, 33 anni, di Polverara. Il decollo ultimo di una 3 giorni organizzata da un'azienda di Reggio nell'Emilia ieri mattina alle 9 da Capannori in Toscana, con arrivo previsto sul piazzale della Rotocart a Castelmigno di Resana, dove gli stranieri avrebbero dovuto visitare il centro logistico per tecnologia e dimensione unico al mondo. La vostra apprensione è partita ieri intorno alle 10:30 quando non è arrivato questo elicottero. Diciamo verso meno un quarto alle 11, perché era passato un periodo nel quale non aveva quasi più neanche possibilità di essere in volo l'elicottero, perché i consumi dell'elicottero sono grossi e sapendo qual era il tragitto che dovevano fare, diciamo che eravamo fuori tempo massimo, diciamo. Elicottero noleggiato alla Avio di Thiene, oggi con l'hangar chiuso all'aeroporto Ferrarin e un'unica comunicazione ufficiale affidata all'ANSA. Uno dei nostri uomini, spiegano dalla società vicentina, si trova in quelle località, nell'area dove si stanno concentrando le ricerche. Anche con lui stiamo in contatto diretto. Nessun commento sulla totale assenza di segnali che si attivano automaticamente per avaria o peggio schianto al suolo. Singolare, tra l'altro, il fatto che sia accaduto all'ultimo volo dopo il continuo via vai dei giorni precedenti. 3 giorni di visite continue, ogni mattina venivano 7, 8, 10 persone, perché certi venivano anche in macchina, e pomeriggio idem. Purtroppo si è fermato al terzo giorno, diciamo. Ecco. Voi comunque una speranza la nutrite sempre. Sì, una speranza è l'ultima a morire.